Valorizzare e tutelare il vasto patrimonio artistico delle ville venete è un imperativo culturale per preservare l'eredità del nostro passato, ma oggi è anche una sfida nella crisi economica di questo difficile momento storico. Il primo passo è diffondere la conoscenza, soprattutto delle realtà minori. È lo scopo che si prefigge l'Associazione Ville Venete dell'Adige. E questo enorme patrimonio italiano ha bisogno di tutti gli aiuti possibili e ci è sembrato che questa nuova iniziativa, questa nuova associazione potesse aggiungere qualche cosa di importante, di attivo e di concreto a tutte le necessità che abbiamo tutti noi. Domenica 18 ottobre visite guidate nell'ambito di Autunno in Villa. In provincia di Vicenza saranno aperte Villa Barbarigo Rezzonico, Villa Manin Cantarella, Villa Valmarana Bressan e Ainani, Villa Trissino Rossi e... Di Villa Pisani Bonetti a Bagnolo di Lonigo, una villa del Palladio, del giovane Palladio. Quindi è una villa che racconta quello che saranno poi le intenzioni architettoniche di Palladio e che Palladio continuerà durante la sua produzione, chiamiamola artistica addirittura, oltre che architettonica.